assumo. Parlo piano, Lucrezia dorme. Il sumo deve andare, che è domenica, domani, no? Ciao Maria. Dove vai? Una gentilezza. Dimmi. Puoi chiamare per telefono un taxi, per favore? Certo, subito. Ti vedo. Tu scendi che te lo chiamo. Anzi, aspetta. Mo te lo chiamo perché alle 4:30 del mattino è normale, no? C'è il rumore del taxi. Mo te lo chiamo subito. Te vedo. Tieni le braccia. Ciao. Ecco, prendi la chiave, imposti il dire che deve entrare. Ora te lo chiamo, aspetta, te lo chiamo subito. Pronto, dai, te lo chiamo, vai. Mi ero alzato un attimo, a quale arrivi? Comincia a sentire tipo un terremoto. Sono le 4:20. Ha fatto piano. E poi mi ha ordinato giustamente al padrone di chiamare il taxi. Secondo me sto male. Boh. Mannaggia, sto servizio di taxi alle 4 del mattino è vergognoso. Sto a casa mia, sono a casa mia sta cosa. Viva la vita. Prego sta stuno. Te credo come un soldatino. Queste cose almeno siamo motorizzate. I problemi sono tutt'altri. Certo che a sto giro